Ben ritrovati dalla redazione. Saranno 1757 le imbarcazioni che si posizioneranno sulla linea di partenza della Barcolana 56 con il tradizionale colpo di cannone previsto alle 10:30 nel Golfo di Trieste. In quel momento la grande festa della vela e del mare entrerà nel vivo dopo 10 giorni di eventi che hanno animato mare e terra, con gli stand del villaggio presi d'assalto dai triestini e turisti, complici anche le giornate di sole e clima mite. Sta bene Aurora, la 18enne triestina che lo scorso 23 settembre era stata investita da uno scooter di grossa cilindrata mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Flavia nei pressi dell'incrocio con via Benussi all'altezza dell'edicola. La ragazza, come confermato dalla Suggi, si è risvegliata dal coma, è stata quindi spostata dal reparto di terapia intensiva di Cattinara, dove era ricoverata in questa settimana e trasferita in neurologia. Dopo alcuni giorni di osservazione è stata dimessa dall'ospedale e ha potuto ritornare a casa dalla sua famiglia. Elio Soverchi, il triestino di 81 anni, del quale non si hanno più notizie dallo scorso 8 ottobre, potrebbe aver raggiunto il Perù. È l'ipotesi che stanno alacremente lavorando in questori e carabinieri, ai quali sono state affidate le ricerche dopo che in prefettura è stato messo a punto il piano specifico. Negli ultimi giorni in città sono state scandagliate tutte le altre possibilità, ma di Soverchi a Trieste non c'è più traccia. Malgrado sia circolata parecchio la sua foto e l'appello per raccogliere eventuali informazioni del caso, seguito dall'associazione Penelope, si è occupata anche la trasmissione Chi l'ha visto. Alle forze dell'ordine e ai familiari non sono arrivate segnalazioni attendibili. Sport, pallacanestro, Trieste dopo aver battuto Milano e Napoli si va a prendere anche lo scalpo di Tortona, restando imbattuta al comando della classifica della Serie A. Fredda, decisa, determinata, una squadra che sa quello che vuole, come andare a prenderselo. Ha messo la freccia a metà del secondo quarto, ha saputo resistere con personalità ai tentativi di rimonta di una Bertram nella quale coach De Raffaele ha cercato di trovare la chimica giusta per arginare le folate biancorosse. Match che Trieste ha vinto ancora una volta, asciugando al minimo le rotazioni al netto degli 11 minuti spesi sul parquet da Candussi e 9 da Ruzier. Coach Christian ha sfruttato fino in fondo il suo quintetto americano, trovando anche da Brooks i minuti fondamentali nelle fasi calde della partita. Secondi finali al cardiopalma con Tortona, che ha avuto anche il tiro del possibile supplementare, ma l'errore di Vitale e il rimbalzo finale di Brooks hanno sancito la meritata vittoria di Trieste per 85-82. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Cielo variabile con nuvolosità più persistente sulla fascia orientale, sulla costa. Nel corso della mattinata una ventilazione dapprima debole da sud o sud-est e in seguito debole moderata da sud-ovest. Temperature minime in pianura fra 9 e 12 gradi, sulla costa fra 13 e 16, le massime ovunque fra 18 e 21 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.